Una truffa è stata scoperta a Verona da 17 milioni di euro, architettata attraverso l'illecito percepimento di erogazioni statali per interventi edilizi, cosiddetto bonus facciate. È stata sgominata un'associazione per delinquere transnazionale che riciclava denaro sul lago di Garda e sono state arrestate 10 persone, sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro, tra cui hotel, bar, pasticcerie e ristoranti. L'accusa è stata quella di aver fatto parte di un'associazione a delinquere in cui il solo scopo era quello di commettere truffe per illecita percezione di contributi statali, cosiddette bonus facciate, utilizzando crediti fiscali fittizi che una volta monetizzati venivano riciclati nell'acquisizione di attività economiche sul lago di Garda. Il tutto aggravato dal carattere transnazionale, avendo gli indagati operato sia sul territorio nazionale che estero. Con questa motivazione i finanzieri dei comandi provinciali di Verona e di Agrigento, i carabinieri del comando provinciale di Verona, in collaborazione tra loro, hanno eseguito in Veneto, Lazio e Sicilia, alla luce dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona su richiesta della locale procura nei confronti di 10 soggetti, 3 dei quali condotti in carcere e 7 agli arresti domiciliari, mettendo i sigilli anche a conti correnti, autovetture, immobili, nonché a una società, un albergo, 2 pasticcerie, 2 ristoranti e un locale sul lungolago del Garda. L'autorità giudiziaria veneta ha infatti predisposto il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni per un valore che ammonta a oltre 5 milioni di euro. L'associazione a delinquere operava in gran parte nel territorio nazionale, nei comuni di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, nell'area di Brescia, del Lago di Garda. Gli indagati di origine siciliana, calabrese, campana e albalese, avvalendosi della professionalità di un noto commercialista attivo nella provincia di Treviso e dopo aver monetizzato attraverso la cessione a Poste Italiane di circa 5 milioni di credito d'imposta fittizi provenienti dal cosiddetto bonus facciate, le avevano reinvestiti e riciclate i proventi dell'imponente truffa a danni dell'erario, acquistando appunto locali turistici e commerciali sul lungolago. L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, il decreto di sequestro preventivo hanno interessato 12 persone fisiche operanti tutti in Italia, in Spagna, e indagati a vario titolo per reati di associazione a delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e antiriciclaggio. Le indagini, frutto di una convergenza investigativa, hanno avuto un parallelo avvio tra la fine del 2021 e del 2022 proprio nella nostra provincia, quella di Agrigento, a opera dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo siciliano e sul territorio di Garda, a opera dei militari dell'Arma della Peschiera del Garda, in particolare le Fiamme Gialle di Agrigento, coordinate dalla Procura della Repubblica della Città dei Templi, nell'ambito di un vasto contesto investigativo, avevano intercettato alcune conversazioni telefoniche di contenuto criptico, di cui però emergevano operazioni aventi a oggetto transazioni finanziarie collegate alla cessione dei crediti fiscali provenienti appunto, come già detto, dal bonus edilizio. Gli approfondimenti quindi operati dalla Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti indagati svelavano un articolato meccanismo fraudolento che si investiva ben oltre i confini siciliani, che stava inquinando l'economia del territorio veneto. Parallelamente i carabinieri del comando di Peschiera del Garda procedevano con autonome indagini nei confronti di alcuni soggetti da poco insediatisi nell'area del Lago di Garda, che evidenziavano una consistente e anomala disponibilità finanziaria e stavano concludendo frenetiche operazioni di acquisto di strutture turistiche, attività commerciali proprio sulla sponda del lago.